scontata la sua terza candidatura, ma lui non conferma né smentisce. Luca Zaia, presidente del Veneto, al momento si gode i successi incassati nel 2019. Che lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi. Si chiude un anno, ma si chiude anche un quinquennio. Che bilancio fa, considerando che appunto l'autonomia è ancora qualcosa non definito, doveva essere l'anno dell'autonomia questo? Ma guardi, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno poi esprime la sua convinzione. Penso solo che quest'anno abbiamo portato a casa le Olimpiadi, il patrimonio dell'umanità, siamo andati avanti con la partita dei FAS, si è aperto il grande processo, la Pedemontana sappiamo che finalmente sarà conclusa per il 31 dicembre 2020 e molte altre partite che non sto qui a citare, i collegamenti sciistici, insomma tutto quello che potremmo pensare del Veneto, insomma, che abbiamo portato avanti. E penso che questo sia un merito di un'amministrazione che ha lavorato sodo. Che auguri fa ai 5 Stelle? Ma io li faccio ai 5 Stelle, al PD, a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, a tutti quelli che comunque fanno politica, ai veneti, alle venete, che sia un buon 2020 per tutti, che lo sia di serenità, di sincerità e soprattutto che sia di salute, tanta salute per tutti. Cosa è cambiato nella Lega dopo il congresso? Nulla, sono ancora qui.